Non ci sono i sigilli nell'abitazione di via Rosolène. La casa della famiglia De Felice non è stata posta sotto sequestro. Accanto alla madre una rete di affetto. Il sindaco di Vittorio Veneto la incontrerà nei prossimi giorni, ma a tempo debito. Certo è che dal territorio le manifestazioni di disagio, riferisce il primo cittadino, sono sempre più frequenti. Il livello di nervosismo della gente è cresciuto, bisogna ammetterlo, in questi 2 anni abbondanti di malattia, di Covid, la gente si è nervosita, la gente è amareggiata, la gente non vede più rosa nel suo futuro. Casi che restano, finché non espressamente conclamati, rinchiusi dentro le mura di una casa. Parla di isolamento sociale sempre più frequente Francesco Biasin, al lavoro presso il consultorio familiare dell'ULSS 2. Una volta era semplice, un ragazzo che stava male aveva innanzitutto la famiglia, però aveva anche tutto il tessuto sociale che capiva e aiutava. E adesso l'isolamento è purtroppo il male. Disagio sempre più difficile da intercettare perché spesso affidato alla realtà virtuale. Luca Pezzullo, alla guida dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, torna a ribadire con forza la necessità di dare corpo alla figura dello psicologo di base, al pari di quella del medico di medicina generale, figure di riferimento che siano accessibili sul territorio. Non necessariamente la sofferenza è malattia, ma anche la sofferenza ha diritto a essere presa in carico. Nelle fasce adolescenziali di giovani adulti, tra l'altro, si vanno a creare e a istituire molti degli esordi di patologie più importanti e quindi l'azione di prevenzione deve essere capillare. E qui però scontiamo un ritardo storico. In Italia e in Veneto i finanziamenti per la salute mentale e per il sostegno psicologico agli adolescenti e ai giovani, come in generale, rappresentano una percentuale ancora troppo bassa della spesa sanitaria, e questo ha impatti che però a cascata causano costi sociali, costi economici, costi sanitari, giudiziari di ogni genere.